Grazie, buongiorno a tutti, vi vedo molto lontani, ma spero che voi vediate e sentiate me. Mi spiace non essere qui, i familiari mi rendono difficile muovermi. Per fare un pochino la conversazione, come direi, cosa il discorso, anche semplici slide, anche perché possono fare delle volte di me a fare cose meravigliose. Non è che stia fermo. Scusi, provi a stare perché la sentiamo scatti come prima, no? Però quando stava un pochino più lontano, no? Così, devo stare più lontano. Se sta lì è perfetto, se invece sei vicino. Perfetto, no? D'accordo, devo stare ferma. In realtà nel frattempo le sigle sono cambiate, non si parla più di GIL e di GAL, ma si parla di ADI e di SFL, cioè di assegno di inclusione e di sostegno per la formazione e lavoro. Ma le cose non sono, al di là delle sigle, le cose non sono molto diverse. La premessa da fare è che l'Italia è arrivata molto tardi rispetto alla maggioranza dei paesi europei, anzi quasi la totalità dei paesi europei, salvo la Grecia, che è arrivata poco prima dell'Italia, a istituire una misura universale di sostegno al reddito per chi si trova in povertà. La maggioranza dei paesi europei o aveva introdotto questa misura di solito subito dopo la seconda guerra mondiale, qualcuno aveva già qualcosa prima, comunque molti paesi dalla seconda guerra mondiale in poi, subito dopo l'avevano introdotta, oppure come ad esempio la Francia e il Portogallo e poi un po' più tardi la Spagna l'avevano introdotta nei primi anni 90, anche in risposta a una raccomandazione europea, raccomandazione non direttiva, quindi non vincolante per legge, ma una raccomandazione europea sulle garanzie di reddito minimo. L'Italia invece, insieme alla Grecia, era rimasta tra i paesi che non aveva una misura di questo genere. Fino al 2015 ha fatto un po' di sperimentazioni, aveva fatto in vista di una possibile introduzione, ad esempio a metà degli anni 90 il secondo governo Prodi era stata fatta la sperimentazione di un reddito minimo di inclusione che avrebbe dovuto fornire degli elementi utili per poi istituirlo a livello nazionale. Era stato sperimentato in una trentina di comuni in giro per l'Italia, ma poi dopo era cambiato il governo, cambiata la legislatura, eccetera, e di tutto non si è sentito parlare più fino alla crisi del 2008 praticamente, quando il tema della povertà ha cominciato a diventare non più eludibile, perché con la crisi quella finanziaria del 2008, ad esempio in Italia la povertà assoluta aveva fatto un balzo enorme, più che raddoppiando. Parlo di quella assoluta, non relativa quindi alla impossibilità di soddisfare bisogni essenziali. Quindi poi sono state introdotte la carta acquisti, la social card, misure varie, fino ad arrivare la prima svolta significativa si era avuta con l'introduzione del come si chiama del reddito minimo di inclusione, che tuttavia era stato finanziato troppo poco per davvero far fronte
nel 2015 per far fronte alle necessità, quindi forniva un modestissimo sostegno proprio ai poverissimi tra i poveri. L'idea era di progressivamente negli anni aumentare la disponibilità, il finanziamento e quindi arrivare a coprire un numero più significativo di famiglie e individui in povertà. Tuttavia, nel frattempo di nuovo è cambiata il governo, ma soprattutto la legislatura, ci sono state le elezioni e nel 2019 con il governo, allora si chiama giallo-verde, quindi il governo 5 Stelle e Lega, con un protocollo con la Lega, mentre invece con i 5 Stelle fu smantellato quello che c'era. Questo è tipico della politica italiana, perché ogni nuovo governo, ma anche a livello locale succede, non fa tesoro delle esperienze, eventualmente le migliora, e cancella quello che c'era prima, vale per ogni colore, cancella quello che c'era prima e inventa un nuovo ombrello. In questo caso il Movimento 5 Stelle, che aveva fatto del reddito di cittadinanza la propria bandiera, il proprio punto chiave dell'agenda politica, per fortuna viene da dire, perché sono riusciti, al di là di tutte le critiche, sono riusciti a portarlo avanti in un momento, come vedremo, cruciale, quindi cancellarono il reddito di inclusione per invece introdurre il reddito di cittadinanza, sicuramente molto meglio finanziato, anche se nel fare questa operazione non hanno preso quello che c'era di buono nel disegno del reddito di inclusione, che era il forte ruolo dei comuni, il forte ruolo delle politiche di inclusione, non solo di quelle normative, e quindi hanno perso per la strada delle competenze e anche degli approcci che invece avrebbero potuto essere utili. Comunque arriviamo al 2019 con il secondo semestre di cittadinanza, e io adesso ho dovuto farvi questa storia perché è una storia complicata, perché poi quello che è successo è che, cambiato di nuovo la legislatura, viene cambiato di nuovo il disegno delle politiche, non si migliora, non si lavora su quello che c'è per migliorarlo, ma si cancella per fare un'altra cosa, ed è una cosa problematica. Ma prima di vedere che cosa succederà a partire dal 2024, vediamo quali erano, a mio parere, ma non solo mio, perché è un parere condiviso non solo da studiosi, ma condiviso anche da Alleanza, per la rete di associazioni, sindacati eccetera, che si chiama Alleanza contro la povertà, anche da Caritas e da altri, oltre che dal Comitato Scientifico di Valutazione del Reddito di Cittadinanza, istituito, dovuto per legge, ma istituito soltanto nel marzo del 2021, quindi con un anno e mezzo di ritardo, quasi 2, rispetto alla entrata in vigore del reddito di cittadinanza, e che io ho indegnamente proseguito fino alla caduta del governo alle nuove elezioni. Erano e sono, perché il reddito di cittadinanza ci sarà fino alla fine dell'anno, le caratteristiche e le criticità del reddito di cittadinanza. È una misura composita, come sono quasi tutte le misure di sostegno al reddito per i poveri di ultima generazione che si trovano in Europa, e come anche suggerisce fortemente la nuova raccomandazione europea approvata dal Consiglio europeo, quindi dai capi di governo dell'Unione Europea, incluso il nostro attuale, e questo è interessante perché
poi dopo invece quello che viene fatto non è esattamente in linea, ma comunque la nuova raccomandazione europea sulla garanzia di reddito per i poveri dà alcune indicazioni essenziali. Dice che deve garantire una vita dignitosa, è importante la parola dignitosa, quindi non semplicemente di sopravvivere, ma deve garantire una vita dignitosa agli individui e alle loro famiglie. Deve anche essere accompagnata, per chi è in grado di lavorare, accompagnata, quindi non sostituita, per chi è in grado di lavorare anche da politiche attive del lavoro, che non sono semplicemente l'incrocio tra domanda e offerta, ma sono politiche di formazione, di consulenza, anche proprio di sostegno nella riflessione sulle proprie capacità e ovviamente di scouting nel mercato del lavoro. E per chi non è in grado di lavorare pur avendone l'età, dovrebbe anche essere accompagnata da politiche di inclusione sociale. Aggiungo che dentro le politiche di inclusione sociale non vanno sottovalutate quelle rivolte ai minorenni, perché la povertà economica spessissimo, e nel nostro paese in modo molto evidente, si accompagna anche a cosiddetta povertà educativa, cioè alla difficoltà, quando non impossibilità, a sviluppare appieno le proprie capacità, poi perché le condizioni materiali di vita sono troppo modeste, a partire dall'alimentazione, eccetera, quindi possono influire sulla salute, ma poi perché spesso i poveri vivono anche in contesti dove la disponibilità di risorse educative, formali e informali, è più ridotta e quindi hanno meno risorse per sviluppare appieno le proprie capacità. Così come, voi siete dedicati quest'anno all'articolo 3 della Costituzione, invece dice la seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione, ovvero che il compito della Repubblica è eliminare gli ostacoli al pieno sviluppo della personalità, che vuol dire della capacità, e questo riguarda i minorenni prima ancora che gli adulti, fin da bambini. Quindi le politiche di inclusione devono riguardare anche i minorenni. Quindi dicevo, la nuova raccomandazione europea ha questa e ha più dimensioni, quindi prevede un sostegno multidimensionale. Tutto sommato il disegno del reddito di cittadinanza corrispondeva, il disegno formale, a questa idea, cioè garantire un reddito dignitoso e quindi non costringendo le persone a accettare qualsiasi lavoretto schifoso e sottopagato, e comunque garantire il tirannasera, il tasso per la cena, il tetto sulla testa, e contemporaneamente tramite il patto di inclusione, il patto per il lavoro, avrebbe dovuto offrire anche politiche di appunto attivazione al mercato del lavoro o di inclusione. Tornerò appunto sulle criticità. I target erano poveri assoluti, anche se definiti, identificati diversamente che dall'Istat per forza, cioè ci si riferisce a un ISE, che non so se sapete cos'è, ma è un indicatore di reddito e ricchezza della famiglia. Probabilmente molti di voi, i vostri genitori, se vogliono uno sconto sulle tasse piuttosto che accedere a certi benefici, devono compilare l'ISE, cioè, o consegnare l'ISE, che è un indicatore che tiene conto sia del reddito che della ricchezza che si intende, la proprietà della casa, i risparmi, gli investimenti immobiliari, e si tiene conto dell'ampiezza della famiglia, quindi c'è una scala di equivalenza dentro l'ISE.
Allora, il reddito di cittadinanza veniva provveduto a coloro che innanzitutto hanno un ISE di 9.600 euro. Però oltre all'ISE devono non superiore a 9.600 euro e sono necessarie altre 3 condizioni, tutte insieme, non in alternative, non compensate l'una con l'altra, che è un problema in effetti, che sono per cui non occorre, bisogna avere un reddito che pure è già compreso nell'ISE non superiore a 6.000 euro, aumentato dei coefficienti in base all'ampiezza della famiglia, e una ricchezza mobiliare non superiore a non mi ricordo quanto, e anche un certo dei risparmi non superiori ai 10.000 euro, anche qui aumentati a seconda della numerosità della famiglia. Qui, oltre, e non entro perché è troppo tecnico, oltre alle inequità che creava soprattutto il fatto che reddito e risparmi venissero considerati separatamente e bastavano non avere uno dei due entro le soglie per essere esclusi, il limite, la criticità maggiore che è stata riscontrata nel reddito di cittadinanza è che per stare dentro al budget non c'è stata altra motivazione che questa. Nel calcolare i coefficienti aggiuntivi per la numerosità della famiglia, i minorenni contano la metà degli adulti, e questo ha fatto sì che a parità di numero una famiglia di adulti ricevesse molto di più che non una famiglia in cui ci fossero dei minorenni, e che in generale le famiglie piccole o di una persona sola o di due fossero avvantaggiate rispetto alle famiglie numerose, nonostante noi sappiamo dai dati Istat che la povertà assoluta è particolarmente concentrata nelle famiglie numerose e nelle famiglie in cui sono presenti minorenni, in particolare 3 o più minorenni, e in generale i minorenni hanno un tasso di povertà, un'incidenza della povertà maggiore che non gli adulti e gli anziani. Invece il modo in cui era stato disegnato il reddito di cittadinanza di fatto rovesciava un pochino le priorità. Un'altra criticità nel disegno del reddito di cittadinanza era il requisito di residenza, che infatti ci ha di residenza in Italia, che ci ha anche sottoposto a un processo di infrazione a livello europeo, perché viene richiesta una residenza legale in Italia di almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi. Questo esclude di fatto una larghissima parte di stranieri legalmente residenti, tra i quali pure l'incidenza della povertà è molto più alta che non per gli italiani, ma esclude anche molte persone senza dimora, italiane o straniere che siano, perché nonostante sia possibile alle persone senza dimora prendere una residenza fittizia, vuoi presso una casa comunale, vuoi presso un'associazione, questo da anni che è possibile anche questo per poterli agganciare anche al sistema sanitario, perché se non risultano residenti non possono andare altro che al pronto soccorso, non hanno accesso al sistema sanitario. Tuttavia molti senza dimora, proprio per le caratteristiche che hanno, poi si dimenticano, non pensano di chiedere questa iscrizione, questa residenza, vuoi si muovono seguendo un po' le possibilità, le speranze, il tempo, il clima, eccetera, quindi si muovono, quindi
perdono la residenza da un lato, però tardano a chiederla dall'altro, e quindi di fatto molti senza dimora, pur avendo, se avessero messo insieme le loro carte in modo giusto, avendo diritto al reddito di cittadinanza, di fatto non riescono a ottenerlo, perché gli manca appunto qualche carta, si sono dimenticate, hanno dei vuoti in mezzo e così via. E il requisito di residenza così elevato, cioè testimoniare 10 anni, voi capite che è molto difficile non solo per gli stranieri, ma anche per molti senza dimora. Un'altra criticità del reddito di cittadinanza, di cui probabilmente avete più consapevolezza perché è stato oggetto di molto dibattito anche in termini molto scomposti, è stato il fatto che è stato proposto come politica attiva del lavoro. Allora, nulla di male ovviamente a fare in modo di aiutare e incoraggiare chi si trova in povertà perché è senza lavoro a trovare un lavoro, se lo trova, se è decente, eccetera, e se lo vogliono, cioè se chi dovrebbe impiegarli vuole impiegarli. Ma una politica di contrasto alla povertà è innanzitutto, come dice la raccomandazione europea, una politica che deve garantire una vita dignitosa nel frattempo e per tutto il tempo necessario per eventualmente riuscire a collocarsi in modo adeguato sul mercato del lavoro. Quindi già questo fatto, quello di proporre una politica attiva del lavoro, no? Una politica di contrasto alla povertà che può accompagnarsi, avrebbe potuto essere, che poteva accompagnarsi a politiche attive del lavoro. Ma l'ulteriore criticità di questa enfasi come politica attiva del lavoro è stato il fatto che agiva o veniva messa in piedi in un contesto, quello italiano, in cui non c'è, ahimè, una tradizione di politiche attive del lavoro. Non c'è, in generale, non solo per i poveri, non c'è. E ci sono anche grandi disomogeneità territoriali non solo nel mercato del lavoro ma anche nella capacità di fare politiche attive del lavoro. In più 2/3 circa dei beneficiari, secondo i dati INPS, quelli che li ha profilati, che li ha visti, ma anche secondo i dati dell'ANPE, cioè dell'Agenzia Nazionale del Lavoro, eccetera, non sono occupabili nelle termine perché hanno, anche i giovani purtroppo, hanno bassissimi livelli di istruzione, a volte neppure la terza media, e al massimo la terza media, più o meno ottenuta. Quindi sono poveri educativi, non dico non hanno formazione professionale spendibile sul mercato del lavoro, ma a volte mancano anche proprio della formazione di base, e questo ci rimanda a quello che vi dicevo prima sugli effetti dell'essere poveri anche sullo sviluppo della personalità. Un'altra volta potrei parlarvi a lungo della questione della povertà educativa. Comunque 2/3 dei beneficiari non sono occupabili nel breve termine, degli attuali beneficiari. E quindi proporla, averla proposta come politica attiva del lavoro era andare incontro a un fallimento annunciato, perché già non ci sono le politiche attive del lavoro nel nostro paese. Politiche attive del lavoro nei confronti di una popolazione così fragile, così difficile da occupare e spesso quasi impossibile da occupare, sicuramente nel breve termine, si è esposto a tutte le critiche, no? Dice, ecco, pochi hanno trovato lavoro e così via. Quindi è fallita, si dice no, è fallita come politica attiva del lavoro, ma perché non era suo compito essere una politica attiva del lavoro. Le politiche attive del lavoro devono funzionare a fianco e semmai integrare una politica di contrasto alla povertà. Inoltre
contiene norme, il reddito di cittadinanza, che di fatto disincentivano dal lavoro regolare, perché per ogni euro guadagnato nel lavoro vengono tolti 80 centesimi dal reddito di cittadinanza, con quella che gli economisti chiamano una aliquota marginale altissima, cioè chi vuole lavorare per 20 centesimi ogni euro? No, non va bene. Io non dilungo questi aspetti, sono stati oggetto di proposte di modifica quando sarebbe stato possibile, almeno teoricamente, farle. La mia, non so perché non riesco ad andare avanti, compresa la mia commissione, allora, vi dicevo, l'occupazione è l'occupabilità dei beneficiari è il nodo dolente, diciamo, dei poveri assistiti e in particolare dei beneficiari del reddito di cittadinanza, perché appunto sono bassa istruzione e anche quelli che hanno, vuoi che lavorano, vuoi che hanno lavorato nel passato, hanno una caratterizzazione, hanno una esperienza di lavoro molto frammentaria e discontinua, per cui si dice sono lontani dal mercato del lavoro. Per dirvi le difficoltà dell'occupabilità di queste persone è che la politica del lavoro, politica attiva del lavoro messa in campo in concomitanza con il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si chiama, non so se continuerà, ma comunque che si chiama Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, ha inserito nel proprio anche beneficiari non è destinata solo ai beneficiari del reddito di cittadinanza, ma ha inserito anche un po' di beneficiari, non tutti quelli definiti occupabili, ma una quota di beneficiari nel proprio programma, ma solo un numero esiguo dei beneficiari coinvolti nel programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori ha trovato un lavoro dopo aver partecipato a questo programma. Sono molti di più i partecipanti a questo programma che vengono a NASPI, cioè che sono disoccupati di breve periodo o che si stanno affacciando al mercato del lavoro adesso, che hanno trovato lavoro, anche se in generale non è che in questo programma, che pure è stato il fiore all'occhiello del PNRR nel settore lavoro, non sta dando dei grandissimi risultati, non soltanto sui beneficiari di cittadinanza, ma in generale per problemi. Adesso non sto ad analizzare in dettaglio, ma mi premeva dirvelo perché, dato che le nuove misure accentuano molto invece questo aspetto del lavoro, dovrebbero tenere in considerazione l'esperienza pregressa, che non è particolarmente positiva. Aggiungiamo che una forte concentrazione di beneficiari del reddito di cittadinanza si trova nelle aree, in mezzogiorno, dove il mercato del lavoro è meno dinamica e la domanda di lavoro è più scarsa, quindi non è neppure del tutto stupefacente che così pochi abbiano trovato lavoro, perché non lo trovano molto spesso anche coloro che non credono nel reddito di cittadinanza, e il mezzogiorno è diventato, come noi sappiamo, un luogo di emigrazione, in particolare dei giovani, soprattutto, e anche dei più qualificati che non trovano offerte di lavoro soddisfacente sul territorio. Quali sono
questo è il quadro che vi ho detto, so che sono stata lunga, ma sono stata molto sintetica perché basta pensare che il comitato che ho presieduto aveva fatto 10 proposte di modifica del reddito di cittadinanza, nessuna della quale è stata accolta, ahimè, come spesso succede. Quali sono le misure che lo sostituiranno? Le misure che lo sostituiranno sono un passo indietro dal punto di vista del disegno e concettuale e sicuramente sono in contrasto con la raccomandazione europea sul reddito minimo per i poveri, perché operano una distinzione tra poveri non sulla base del bisogno o delle caratteristiche individuali, ma sulla base della composizione familiare, che è, come dire, un unicum. Era così nella prima variante del reddito di inclusione, quello del 2015, nel primo anno, che poi era stata superata, ma lì era spiegato in termini di mancanza di risorse, ma già allora era stato molto criticato, cioè nel senso che uno è povero, se è povero, e il fatto che sia una famiglia composta in un modo piuttosto che nell'altro può fare differenza solo per valutare quanto dare e che cosa dare, non se dare. Comunque, invece le misure, quelle che sono uscite con il decreto il 1° ottobre, che dovrà passare dall'approvazione del Parlamento, ma in cui il disegno è molto chiaro ed era già comunque anticipato anche nella legge di stabilità, quella approvata a dicembre, spacchetta il sostegno in 2 misure distinte. L'assegno di inclusione per le famiglie con minorenni o persone con disabilità o ultra sessantenni, quindi è la composizione familiare, cioè le caratteristiche dei componenti familiari, quello che danno accesso o no. Quindi è simile come disegno al reddito di cittadinanza, per cui è fatto sia di misure di inclusione che di misure di attivazione sulla carta, e ha un miglioramento in termini di il requisito è lo stesso, il requisito ISE e gli altri 3 rimangono uguali. C'è un miglioramento per quanto riguarda i requisiti che riguarda l'abbassamento della soglia di residenza da 10 a 5 anni. Mi dicono gli esperti di immigrazione che cambia quasi nulla, perché chi ha 10 anni, chi ha 5 anni ne ha già 10, mentre invece la differenza è proprio sotto i 5 anni. Cioè, per cui molti suggerivano invece di abbassarlo a più, ma comunque questo è quello che è stato fatto, e c'è invece un forte peggioramento, udite udite, con la scala di equivalenza, laddove tutti avevano detto che la scala di equivalenza, quindi il coefficiente assegnato ai minorenni era troppo punitivo nei confronti dei minorenni e delle famiglie con minorenni. A questo punto invece invece che prima era 0,2 un adulto e 0,4 un minorenne, no, viceversa, sì, viceversa. Adesso il minorenne conta il primo 0,125 e poi a scalare, quindi vuol dire che è più difficile avere accesso, cioè che a parità di ISE e di reddito familiare è più facile essere sbattuti fuori, perché non si tiene conto a sufficienza del peso della presenza dei minorenni, mentre invece viene aumentato il peso dei disabili, delle persone con disabilità, e che va bene, però non si capisce perché abbassare quello dei minorenni. Non solo, ma tutti gli adulti, salvo uno,
che sono in famiglia, a meno che non abbiano pesanti carichi di cura, non è ben chiaro come individuati e definiti, non contano nella scala di prevalenza, e quindi anche questo riduce ulteriormente la possibilità di accesso, perché se in una famiglia c'è un minorenne ma c'è anche un figlio maggiorenne e questo non conta nel definire il quantum della ricchezza del reddito della famiglia. Questo significa che certo questo figlio adulto dovrà continuare a essere mantenuto, però apparentemente la sua famiglia sembra meno bisognosa perché lui non conta nel calcolo del bisogno. Quindi di fatto ci sono non solo soltanto le famiglie con minorenni o disabili o anziani, ultra sessantenni, non possono avere il sostegno, ma è stato reso molto difficile, soprattutto per le famiglie con minorenni, mentre è stato reso un po' più facile per il gioco dei coefficienti, quindi nel caso delle famiglie con persona disabile. Tutti gli altri, cioè tutti coloro che stanno in una famiglia in cui non ci sono minorenni, disabili o anziani, o non sono essi stessi disabili o anziani, cosa succede? Succede che tutti questi hanno diritto a pochissimo, a prescindere dal fatto che siano occupabili sul serio oppure no, delle loro caratteristiche, eccetera, perché hanno nel migliore dei casi accesso solo a un assegno per la formazione e lavoro temporaneo di importo molto basso, 350 euro rispetto al massimo di 500 euro per una persona sola dell'ADI, e anche a partire da un'ISEE molto più bassa, quindi devono essere molto povere, perché l'ISEE deve essere di 6.000 euro e non dei 1.600, e solo se frequentano un corso di formazione e per il tempo, per la durata di questo corso di formazione. Comunque il massimo in cui possono avere questo sostegno è di 12 mesi non rinnovabili. Quindi queste persone sono lasciate di fatto a spasso, perché non si va a guardare, cioè, anche se hanno fatto tutti i corsi che gli hanno chiesto, eppure non hanno trovato lavoro, ugualmente perderanno tutto, non avranno più diritto a nessun sostegno. Quindi si torna a un approccio molto categoriale. Hanno diritto al sostegno solo le famiglie con certe caratteristiche, tutti gli altri non hanno diritto. E anche il diritto delle famiglie con certe caratteristiche è fortemente limitato e anche più intermittente, perché prima è vero che si dice che il bisogno persiste, però dopo i primi 18 mesi c'è come adesso un intervallo di un mese e poi le tranche successive vanno di 12 mesi in 12 mesi, quindi si aumentano i tempi in cui non si prende nulla, ma soprattutto ci sono le restrizioni. Questo per la parte economica. Ma quindi la prima criticità è il fatto che non avremo più una misura universale di sostegno ai poveri. Sì. Ci eravamo arrivati tardi e adesso stiamo tornando indietro. Unico paese in Europa, l'Unione Europea, che avrà una misura così fatta, in cui non tutti i poveri, ma in cui è la composizione della famiglia a dare diritto non al quanto, ma al se ricevere in sostegno. Ma ci sono anche altre criticità che riguardano il lavoro,
le condizionalità rispetto al lavoro, perché sia gli adulti non disabili e non con pesanti carichi di cura nelle famiglie che ricevono l'ADI, sia coloro che ricevono il sostegno per la formazione e lavoro, sono tenuti ad accettare qualsiasi offerta di lavoro sul territorio nazionale se è a tempo indeterminato, anche se è a tempo pieno, ma a tempo parziale. Il che significa che voi capite che se uno abita a Canicattì e gli offrono un tempo parziale a Trieste, avrà qualche problema anche solo di farcela, spese di viaggio, spese di spostamento della famiglia, spese di pensate un po' se l'offerta di lavoro fosse a Milano, spese di affitto, eccetera, no, la deve prendere comunque, altrimenti perde il sostegno e con lui lo perde tutta la famiglia, perché come ahimè è già nel reddito di cittadinanza, non è che viene tolto il sostegno alla persona che non soddisfa le richieste, ma viene tolta anche a tutti gli altri membri della famiglia. Quindi tutta la famiglia è considerata responsabile in solido, anche minorenne, dei comportamenti degli adulti. Questo ahimè c'era già anche il reddito di cittadinanza ed era una delle cose che avevamo proposto di correggere, ma viene ribadita ancora di più dentro all'ADI. Se l'offerta della possibilità di lavoro è invece a tempo determinato, va accettata anche se dura solo un mese, anche se è a tempo parziale, eccetera, purché sia entro 80 km di distanza. Voi capite che una per guadagnare, per lavorare 2 ore, 3 ore, deve farsi 80 km, magari in zone dove i trasporti non sono molto efficienti, quindi magari deve stare in giro per ore comunque a figli che non sono piccolissimi, sotto i 3 anni, che allora c'è un'esenzione, ma sono in età scolare, magari ha qualche difficoltà a poter accettare un lavoro a queste condizioni, e però invece se non lo accetta perde tutto. Quindi c'è, come è stato osservato, di fatto una squalifica del lavoro come strumento per una vita dignitosa. Si dice tanto che c'è l'enfasi sul lavoro perché solo il lavoro dà dignità, ma un lavoro che deve essere considerato e accettato a qualsiasi condizione sotto il ricatto di perdere il sostegno, forse non garantisce una vita dignitosa, perché anche se rispetta i requisiti dei salari contrattuali, ahimè sappiamo che anche molti salari contrattuali non garantiscono una vita dignitosa, e infatti l'Italia è uno dei paesi in cui c'è un 7% di famiglie di lavoratori che è povera assoluta, e la percentuale sale al 13% nel caso di famiglie di operai e assimilati, a dimostrare che non sempre il lavoro basta per uscire dalla povertà. Tutto sommato non dovrebbe essere immorale pensare di garantire un reddito, un sostegno dignitoso al reddito, potrebbe anche servire come contrasto al dumping salariale, cioè allo sfruttamento da parte dei datori di lavoro. Si punta molto su politiche attive, sia nel reddito di cittadinanza, ma soprattutto nell'ADI e nell'SFL, ma non ci si occupa, cioè si evocano, si continuano a evocare le politiche attive del lavoro, ma non ci si occupa di
vedere come funzionano effettivamente i centri per l'impiego, i corsi di formazione, anche i servizi sociali comunali, anche perché questa grande riforma avviene a costo zero. Noi sapevamo già che i centri per l'impiego, oltre a lavorare in modo molto disomogeneo a livello territoriale, ma anche da una regione vicina all'altra, non solo come si pensa sempre tra nord e sud, ma sappiamo anche che sono sotto staff, cioè non hanno personale sufficiente, non hanno personale sufficientemente preparato per il lavoro che dovrebbero fare, che non è solo un lavoro di tipo amministrativo e così via. In parte lo stesso problema c'è anche per i servizi sociali comunali. Una ricerca fatta dall'ISPOL di recente proprio sul funzionamento del reddito di cittadinanza presso i centri per l'impiego ha rilevato come si passassero in media 8 mesi prima che un beneficiario fosse chiamato, non dico appoggiato, messo lì, però chiamato da un centro per l'impiego, quindi e non era colpa del beneficiario, e questo però produce, come è già successo per il reddito di cittadinanza e succederà se non ci si mette mano, se non si contrasta questo, anche con l'ADI e con le SRL, si accentuerà il rischio di colpevolizzare i beneficiari per il malfunzionamento dei servizi, per dire non sono stati coinvolti in politiche attive, ma di chi è la responsabilità? Può essere che ci sia anche qualcuno che non si è presentato, se non si è presentato la seconda richiama decade automaticamente, ma il problema è che anche intervistando molti, facendo una salva sui beneficiari, molti non sono mai stati chiamati. E c'è anche, questo è un rischio che mi è stato segnalato e non ci avevo pensato, di organizzare corsi professionali fasulli, cioè visto che per avere soprattutto il sostegno alla formazione del lavoro, che è una cosa miseranda e però meglio che niente se non c'è altro, per poterglielo garantire si inviteranno, come ahimè succede già troppo spesso in Italia, corsi di formazione lavoro, di formazione più o meno fasulli senza nessuna efficacia, ma che serviranno solo a pagare i formatori da un lato e a garantire per qualche mese il sostegno e formazione del lavoro a qualcuno che altrimenti non avrebbe altro, e che comunque con quel sostegno, solo con quel sostegno non ce la farà a vivere. Infine, e questo veramente colpisce, cioè che sia stata proposta questa dicotomia tra chi ha diritto e chi a che cosa sulla base della composizione familiare, che il governo non abbia imparato dall'esperienza fatta da esso stesso, perché già nella legge finanziaria di stabilità per il 2023 era scritto che chi non aveva minorenni, disabili o anziani in famiglia avrebbe perso il reddito di cittadinanza a fine giugno o luglio, cioè dopo 7 mesi. Anche se quando aveva iniziato a prendere avrebbe avuto diritto per 18 mesi se le cose non cambiavano. Però si sono resi conto, hanno dovuto rendersi conto che molti di coloro che l'avrebbero perso, perché non avevano minorenni eccetera in famiglia, in realtà non erano tenuti a firmare il patto per il lavoro ed erano in carico ai servizi sociali, e quindi ha dovuto fare una norma transitoria che li porta in realtà fino alla fine dell'anno, ma questi poi dal 1° gennaio del 2024, se passa
la riforma così come ve l'ho raccontata, perderanno tutto perché non hanno minorenni, eccetera, eccetera, perché questa definizione dell'occupabilità sulla base della composizione familiare è una cosa che, come dire, curiosa e con effetti drammatici, è sicuramente un unicum al mondo perché non esiste da nessun'altra parte. Finisco con un ulteriore paradosso emerso molto di recente, con questa idea, cioè questa strana categorizzazione dei poveri che sta emergendo e che poi produce continuamente degli effetti anche paradossali e delle ingiustizie. Esiste un fondo contro la povertà alimentare e di recente, qualche settimana fa, è stato deciso di utilizzarlo per dare una carta acquisti simile a quella del reddito di cittadinanza, ma diversa, una carta acquisto con un importo di massimo di 382 euro mensili, più quindi del sostegno per la formazione del lavoro, che deve andare alle famiglie con un ISE fino a 15.000 euro, quindi con un ISE molto più alto di quello per cui si ha accesso al reddito di cittadinanza o si avrà accesso all'ADI, e ancora più alto del reddito con cui si avrà accesso al sostegno per la formazione del lavoro, ma esclude, cioè non potranno ricevere tutte le famiglie con un euro fino a 15.000, con un mese fino a 15.000 euro, ma è con l'esclusione dei percettori del reddito di cittadinanza e poi dell'ADI e dell'SFL, nonostante abbiano un ISE inferiore, i beneficiari di NASPI, cioè la nuova indennità di disoccupazione, DISCO e simili, e i beneficiari di qualsiasi altra misura assistenziale, anche se il loro ISE è inferiore a 15.000 euro. Cioè non si capisce, perché se questa è una misura per contrastare la povertà alimentare, che è una delle povertà più gravi, cioè questa carta servirà per comprare beni di prima necessità, beni alimentari di prima necessità. Come faccio a dire che chi prende il reddito di cittadinanza e quindi è portato fino alla soglia di 9.600 euro non è familiare, non ha meno bisogni alimentari di uno che ha un ISE fino a 15.000 euro? Lo stesso vale per chi prende la NASPI. Cioè, se il problema è fronteggiare la povertà alimentare, e diciamo che la povertà alimentare, particolarmente che chi è sotto i 15.000 euro di ISE è fortemente a rischio di essere in povertà alimentare, allora tutti, a prescindere da dove venga il loro ISE e il loro euro, o almeno questo è quello che mi sembrerebbe ragionevole se noi vogliamo rispondere sulla base del bisogno. Se invece dobbiamo distinguere tra poveri e allora a uno gli do quella cosa lì, a quell'altro gli do sulla base di categorie fatte a tavolino e senza alcuna logica chiara, la cosa allora può creare delle forti ingiustizie anche tra poveri. Grazie.